credo appunto poi che Beniamino con i numeri possa dimostrare quello che comunque è stato fatto in questi 2 anni. Grazie anche delle sollecitazioni, perché credo che nel momento in cui cerchi di attivare un sistema, tutti, no, come dire, se si riesce a coinvolgere tutti all'interno di questo sistema, poi le cose funzionano meglio. E devo dire che no, l'esperienza e anche il coinvolgimento, come capita anche, diciamo così, fuori onda di parlare con i presidenti, c'è una sensibilità molto forte in questo territorio. Comunque gli operatori ci sono, anche rispetto ad altri territori dove gli operatori vanno ognuno per conto suo, non parlo delle aggregazioni, parlo proprio dei singoli. Qui invece c'è una collaborazione molto forte che permette anche di raggiungere questi risultati, quindi sono rimasto tra l'altro positivamente sorpreso, colpito quest'inverno quando abbiamo chiuso il progetto Laguna Culture Green, che era un progetto finanziato dalla regione che riguardava sia Chioggia che Rosolina, a vedere durante quel periodo dove magari appunto gli operatori giustamente, meritatamente sono in vacanza perché hanno finito la stagione, invece erano tutti lì per vedere quelli che erano i risultati del progetto. E vi confesso, noi siamo un ente come l'ente bilaterale di emanazione regionale, devo dire che la sensibilità da parte degli imprenditori a voler crescere, a voler cambiare, a voler innovare come c'è a Chioggia, nel turismo in altre parti non c'è. Questo lo posso dire senza ombra di dubbio. E questo ci ha portato, come dire, in questi 2 anni ad attivare dei percorsi che, diciamo, nel 2019 dovrebbero come dire, culminare con il progetto questo di Atelier d'autore, progetto di Atelier d'autore che vuole valorizzare l'ambito turistico non solo nel senso stretto, diciamo così, del turismo di massa, ma vuole portare a valore, quindi cercare anche di trovare un allungamento della stagione, di valorizzare l'ambiente piuttosto che il tema della cultura, proprio attraverso questi percorsi che hanno lo scopo, come dire, di attivare anche percorsi alternativi, diciamo così, alla spiaggia, che è già un valore enorme, che quindi non ha, tra virgolette, bisogno di essere promozionata, perché è già, come dire, è già un valore enorme di per sé. E a breve, poi ne parlerà, ripeto, Beniamino, ne parlerete anche più tardi, ci sarà questa visita di studio, questo viaggio di studio a Lisbona, che è una città di mare che in questi anni ha avuto questa grande trasformazione legata alla cultura e alla cultura contemporanea. C'è questo grande museo di arte contemporanea che è stato inaugurato credo 1 anno e mezzo, 2 anni fa, e che ha cambiato volto poi anche con tutte le attività che, come dire, si sono innestate legate a questa cosa, ha cambiato volto e ha innescato anche una nuova forza legata al turismo. Purtroppo io non potrò essere con voi quei giorni lì, però mi dispiace molto, perché Lisbona era una delle mete che volevo andare a studiare proprio per questo motivo, perché è una delle grandi città europee che sta cambiando grazie alla cultura. E il percorso si chiuderà di Atelier d'autore in autunno. Posso anticipare una cosa che abbiamo parlato per telefono? E l'idea è che alla fine di questi percorsi di formazione, che in realtà sono dei laboratori, si vadano a creare degli itinerari, dei prodotti alternativi. Attraverso il progetto, non sono grosse risorse, però comunque attraverso il progetto dovrebbero essere realizzati dei video e anche dei materiali che dovrebbero andare a promozionare la promenade des ateliers, o diciamo così i percorsi naturalistici, cicloturistici eccetera. Il progetto Atelier d'autore, che è un progetto regionale, prevede alla fine un evento di 2 giorni che dovrebbe coinvolgere 200 persone. Una parte di queste 200 persone devono essere operatori che vengono da fuori della regione Veneto, quindi come impostazione l'idea è che ci sia un momento di restituzione dei risultati di progetto in termini seminariali e conferenziali, e un momento anche di promozione del territorio. È un evento regionale, l'idea nostra, proprio perché i risultati poi li vedrete, sono importanti, l'idea nostra è portarlo qui a Chioggia, questo grande evento. E la giornata sarà, l'architetto Bianconi si sta occupando dell'ideazione, dell'organizzazione assieme a Beniamino. Insieme si fa, cioè sono una traccia, ecco. L'idea è di avere una prima giornata legata a un approfondimento sul tema del marketing digitale, coinvolgendo
soprattutto anche quei blogger, quegli blogger, youtuber che si occupano sui social promuovono in maniera innovativa, strana, innovativa, nuova questa cosa, no? Cercando di coinvolgere magari anche alcuni conosciuti qui in Veneto, non possiamo anticipare perché appunto li dobbiamo contattare, quindi non possiamo dirvi i nomi, però l'idea sì, è poi questa. dopo ci lavoriamo assieme a Beniamina. Certo. La seconda giornata invece è una giornata di visita del territorio e degli altri due, come dire, territori coinvolti, di visita proprio a questi itinerari, a questi punti che si stanno costruendo proprio in questi percorsi. Mi fermo qua, lascio la parola comunque a Beniamino che